Applausi bipartisan per Del Vecchio che è rientrato, no, cioè, il grande Del Vecchio torna timoniere, torna comunque a dare, come diceva Wellington se non sbaglio, cioè quando Napoleone scendeva in campo è come arrivassero 100.000 uomini in più, adesso ci attendiamo effetti speciali. E per la Safilo invece c'è qualche preoccupazione oppure sono rassicuranti le dichiarazioni Di tabacchi ho visto. Sì, anche dell'amministratore delegato, no? Che ha detto Ma guarda, questa è una partita che si discute, ovviamente che è una partita di aziende, di manager e di ex manager. Io non so quali siano i vincoli contrattuali tra gli ex e con i marchi aziendali. Dico che noi stiamo assistendo a questa partita, la vera preoccupazione nostra è che non si perdano posti di lavoro in Veneto, a noi interessa che i veneti continuino a lavorare e che l'occhialeria resti un punto di riferimento. È un segnale positivo Geox che rientra nell'orario normale di lavoro da lunedì prossimo. Sì. Ho letto questo. Io spero che sia la luce in fondo al tunnel. Mario Polegato, una persona in gamba, ha sempre saputo indicare la via, spero che sia l'inizio di un nuovo corso. Voglio anche dare le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Domenico Zonin per la sua nomina, perché stiamo parlando di un'azienda rappresentativa a livello internazionale, l'azienda vinicola Zonin, e penso che la scelta che ha fatto il presidente Zonin sia una scelta che va anche interpretata e capita fino in fondo, perché uno è imprenditore anche quando fa queste scelte, quando sa fare un passo, non dico indietro, a lato, e lascia spazio ai giovani.